In passato erano tra i biscotti più venduti dai panifici, ma ancora oggi chi li conosce li ama da impazzire. Ed ecco i nostri anicini siciliani. E voi avete mai assaggiato i biscotti all'anice siciliani? Prepariamoli insieme. Mettete una ciotola a bagnomaria, all'interno rompete le uova e iniziate a lavorare con una frusta. Aspettate che le uova raggiungano una temperatura vicina ai 55 gradi. Unite lo zucchero, a questo punto spostate la ciotola e continuate a montare con le fruste elettriche per almeno 15 minuti. Le uova dovranno diventare ben gonfie, chiare e spumose. A questo punto unite il liquore, a scelta tra sambuca o liquore all'anice, e lavorate ancora. Poi utilizzate una spatola per essere molto più delicati con i movimenti e incorporate la farina setacciata poco a poco. Continuate mettendo il lievito per dolci e infine i semi di anice. Ecco il risultato, un impasto molto gonfio e ben montato. Versatelo al centro della leccarda rivestita con carta forno. Non toccate l'impasto perché si livellerà da solo. Cercate solo di aggiustare un po' la forma perché dovrete ottenere un lungo rettangolo. Mettete in forno caldo, statico, a 180 gradi e cuocete 20 minuti. Togliete la carta forno e tagliate il rettangolo a strisce tutte uguali. E poi a metà nel senso della lunghezza. Ecco i vostri biscotti all'anice, morbidissimi e spugnosi. Vi piacciono un po' più croccanti? E allora fate così. Sistemateli in teglia con il taglio rivolto verso l'alto. Rimetteteli in forno a 150 gradi per appena 10 minuti. Girateli quindi dall'altro lato e cuocete ancora per 10 minuti. Ecco i vostri biscotti, ancora morbidi all'interno ma un po' più croccanti fuori, davvero deliziosi. Se questa ricetta vi è piaciuta, condividetela e lasciate un like e un commento per farci sapere da dove ci seguite. Io sono Valentina e vi mando un grosso abbraccio.